concludiamo questo meraviglioso viaggio nel mistero della Val di Vara qui a Groppo, un minuscolo ma bellissimo borgo medievale dell'Alta Val di Vara, con le mie nuove amiche Anna, Gianna e Alice e Tobia. Ciao! Vai là, vai là. Vieni qua, dai. Allora, cosa mi raccontate di questo borgo e della leggenda delle maschere apotropaiche? Ma le abbiamo sempre viste, questo è ovvio. Viene un mucchio di persone a vederle, cioè ci sono parecchie gente che chiedono appositamente le maschere, di vedere queste maschere. Sì. Noi quello che sappiamo sono precolombiane. Precolombiane, Sì. all'epoca. Fatte in arenaria. Sono messe probabilmente per cacciare gli spiriti, diciamo così, forse una volta ci credevano. Per cacciar via il malocchio. Che dà il malocchio, Ah, sì. perché infatti ho visto che hanno questa espressione qui con le labbra Bocca leggermente socchiuse, aperta, sì, sì. sì. Come a cacciar via con un soffio? Con un soffio portare via il malocchio. esatto. Ah. Chi ci credeva. Vabbè, per chi ci credeva, certo. Chi non ci credeva ci Rimaneva lì il malocchio. E ancora cosa possiamo raccontare delle maschere o anche di questo borgo bellissimo, tra l'altro? Certo. Dirlo. Sono fatte di arenaria. E le maschere, sì. La parte più vecchia del borgo è dell'anno 1000, quindi vale la pena anche di... Questa è la parte diciamo un pochino più nuova, perché è dal 1500 al 1700. È un bel paese da venire a visitare, quello senz'altro. Ci sono Certo. dei bei posti entrando nel paese, andare un po' più in là. Più su in alto? Più su. Sono dei bei bei scorci posti da guardare, di... Sì, anche perché c'è da dire che è poco conosciuto questo borgo, però è da visitare assolutamente, proprio oltre che per le leggende, ma proprio per la bellezza del posto e anche del panorama che da qui si vede. Sì, è vero. D'estate poi è meraviglioso, tutto verde, Ah. quindi è meraviglioso, sì. C'è tanta gente d'estate. Ah, c'è Anche un turismo. po' più di gente, adesso siamo pochi, ma che c'è anche un po' più di Pochi ma buoni. Ma gente. buoni. Esatto. Ringrazio le mie nuove amiche e questo bellissimo borgo e tutte le leggende e i misteri che aleggiano intorno a questa valle, nella Val di Vara. Ciao a tutti! Ciao. Salve. Ma è meglio un uovo oggi o una gallina domani? Ma è nato prima l'uovo o la gallina?